Una vergogna che dopo 12 anni le associazioni datoriali AIES e AIOP non vogliono rinnovare il contratto, non mettono €1 per questo rinnovo, a professionisti che mandano avanti la sanità privata, sfruttando quello che sono le competenze e le qualità del servizio, ma mandando avanti anche i profitti di questi datori di lavoro. I lavoratori del Veneto hanno incrociato le braccia davanti a Villa Sallus per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto della sanità privata fermo da 12 anni. Noi chiediamo subito il rinnovo del contratto e chiediamo alla Regione Veneto di farsi partecipe come soggetto istituzionale per fare pressioni forti sui datori di lavoro perché rinnovino questo contratto a lavoratori, infermieri, OS, tecnici, fisioterapisti che garantiscono una parte della salute dei veneti. Il clima molto complicato, gli alti procedimenti disciplinari che si fanno all'interno delle strutture e che rendono sempre più difficoltoso per i lavoratori poter operare all'interno di queste case di cura. Una protesta che arriva dopo settimane in cui la sanità pubblica e privata è stata al centro di numerose questioni. C'è una vera e propria emergenza che riguarda i salari e gli organici, riguarda la sanità pubblica e anche quella privata. Noi nelle scorse settimane abbiamo lanciato la campagna Sanità Veneto Codice Rosso, proprio perché la fuoriuscita di medici, infermieri, di tutto il personale sanitario, professionisti fondamentali rischia, se non c'è un piano straordinario di assunzione, un investimento sulla sanità pubblica, in particolar modo di mettere il nostro sistema al collasso e metterlo in ginocchio.